può andare? Tendiamo l'inizio della... Benissimo, grazie, buongiorno a tutti e benvenuti nel Consiglio regionale del Veneto, che è la casa di tutti i veneti, dove oggi, grazie a voi, presentiamo una splendida realtà regionale e anche uno sport che è sempre più frequentato, anche se non si direbbe, l'ho esercitato, ho fatto anch'io il calcio a 5, è uno sport davvero bello e davvero bello anche da vedere per gli spettatori e che nel Veneto, qui a Padova, ha sempre avuto un grande seguito. Quindi vi ringrazio Petrarca Calcio a 5 oggi per la sua presenza, il presidente Paolo Morlino, il mister Luca Giampaolo e tutti i ragazzi che giocano nella squadra. Porto i saluti del nostro presidente Roberto Ciambetti, che oggi non può essere presente qui con noi perché ha gli impegni in Parlamento europeo. Questa è la settimana dedicata alle regioni del Parlamento europeo e il presidente Ciambetti ha anche un ruolo istituzionale di presidente dei consigli regionali di tutta Europa, e quindi oggi non poteva essere presente, ma mi ha raccomandato di farvi i saluti. In rappresentanza della squadra saluto il capitano Victor Mello, con cui ci siamo conosciuti prima. Petrarca Calcio a 5 è una delle realtà più affascinanti del panorama del futsal italiano, con una storia che incarna passione, determinazione e crescita costante. Infatti è la squadra più vecchia della Serie A. Sottoscritto è venuto a vedere anche parecchie partite, anche quando si giocava ancora nell'attuale Chione Arena, quindi credo qualche anno fa. È stato fondato a Padova nel 1989 e nel 1996 arriva la prima promozione in Serie A. Questo club ha saputo ritagliarsi un ruolo importante sia a livello locale che nazionale, portando avanti una tradizione sportiva che unisce competenza, amore per il gioco e una forte identità territoriale. Il calcio a 5 è uno sport che richiede velocità tecnica e una grande capacità di adattamento. Il Petrarca ha dimostrato di eccellere in ognuno di questi aspetti. Anno dopo anno la squadra ha saputo affrontare sfide sempre più impegnative e il presidente Morlino è testimone di tutto questo. L'impegno del Petrarca va oltre il semplice risultato sportivo, si concentra soprattutto sulla formazione di atleti e sulla promozione dei valori dello sport come il rispetto, la disciplina e la sana competizione. Il settore giovanile e la scuola calcio vantano quasi 1000 ragazzi iscritte in tutta la provincia di Padova e anche nelle province limitrofi, e credo che questo è un vostro grande vanto e grande merito della società e anche del funzionamento non solo della società, del presidente, che so che si dà un grande affare e fa praticamente di tutto, ma anche di tutti i tecnici e i collaboratori della società. L'altro punto di forza del Petrarca è senza dubbio la sua capacità di crescere e migliorare costantemente. Dai campionati locali con squadre di giovani under 21 iscritte ai campionati di Serie C2 e di Serie D e con l'Under 19 che affronterà il campionato nazionale per arrivare fino alla Serie A. Il club in questi anni ha saputo salire di livello affrontando ogni passaggio con professionalità, impegno e dedizione. La promozione in Serie A, raggiunta la scorsa stagione, è stato un traguardo fondamentale che ha consolidato il loro ruolo fra le migliori squadre italiane di calcio a 5. Nell'ultima stagione 23-24 il Petrarca ha fatto la doppietta, ha vinto il campionato Serie A2 Elite e ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 Elite. Insomma, io farei anche un applauso a sto punto per questi risultati. Lo scorso giugno, come ciliegina sulla bellissima stagione, con l'Under 17 ha vinto la quinta edizione del torneo nazionale Città di Padova, affrontando le più forti compagini d'Italia e mettendo in mostra giovani di bella prospettiva.
perché il Petrarca crede nei giovani e fa emergere giovani talenti. Basta vedere la rosa del prossimo campionato con un mix di esperti calciatori, di giovani promesse. Mister Giampaolo poi ci racconterà tutto della nuova rosa e dei nuovi acquisti e dei giovani di quest'anno. Dietro i successi del Petrarca ci sono una società solida e una visione chiara del futuro, e di questo va ringraziato innanzitutto il presidente Paolo Morlino e il suo staff. Non si tratta quindi solo di una squadra che punta a vincere trofei, ma di un progetto sportivo più ampio. Ogni vittoria sul campo è il risultato di un lavoro di squadra che parte da lontano con investimenti in allenatori competenti, scelte di strutture, organizzazione di tornei e una visione sempre a lungo termine. In conclusione, il Petrarca non è solo una squadra di calcio a 5, è un simbolo di cosa si può ottenere con il duro lavoro, la dedizione e una forte identità collettiva. Ogni partita è una testimonianza dell'impegno del club per mantenere viva la tradizione del futsal in Veneto ed in Italia, portando avanti una passione che coinvolge non solo chi scende in campo, ma anche ogni singolo tifoso, ogni singolo ragazzo del settore giovanile. Grazie ancora per la vostra presenza oggi qui. Quindi io chiamerei il giornalista che è presente con la società, ci dà poi il nome e il cognome perché non mi era specificato. Il presidente Morlino è il mister Giampaolo, qui per una breve introduzione di tutta l'attività sportiva e non solo del Petrarca Calcio a 5. Quindi darei la parola Stefano Viafora, sì, di a Padova Stefano Sport, Viafora, oggi per il Petrarca. che ringrazio oggi della sua presenza, quindi darei a lui appunto l'onere e l'onore di introdurre e far parlare anche i nostri ospiti. Allora, grazie, siamo appunto qui a presentare il Petrarca Calcio 5 nell'imminente inizio del campionato 24-25 di Serie A. Allora, Paolo Morlino, intanto magari tante parole d'elogio abbiamo sentito nella presentazione, perché effettivamente non è semplice ogni anno ripetersi, avere una visione chiara del futuro, ma anche appunto garantire i risultati sportivi, perché rimane un fiore all'occhiello, soprattutto dopo il ritorno in Serie A. Ringrazio innanzitutto il Consiglio regionale del Veneto per l'ospitalità di oggi e il consigliere Sandonà per questa bellissima presentazione. E sì, vengo alla tua domanda, è molto difficile. Le parole che sono state spese sin qui sono di grande elogio e gratificazione, però è sempre molto difficile, sarà molto difficile dal punto di vista dei risultati confermarsi. Insomma, sappiamo che la Serie A è molto impegnativa. Per quanto riguarda tutto il resto del lavoro, è un lavoro molto complesso, molto appassionante, però insomma è un lavoro molto gravoso che ci vede impegnati con tantissime famiglie sul territorio, e un lavoro che ci gratifica molto, è un lavoro che ci permette di guardare al futuro sempre con grande serenità, con grande senso di prospettiva, di futuro, di prosecuzione. Però anche lì insomma è un gran lavoro, ecco, lavorare nel mondo dello sport nel 2024 è sempre più difficile, sempre più complesso, e insomma certe volte sinceramente insomma i momenti di scoramento insomma ci sono, perché non è semplice. Però quando poi vediamo scorrere immagini come quelle che ho qui davanti a me, che vedete tutti, insomma vediamo anche così, ecco, il perché di poi si fa queste cose, cioè poi arrivano delle soddisfazioni che, come quella di cui stiamo vedendo l'immagine, la vittoria della Coppa Italia. Abbiamo vinto un campionato, insomma è stata una grande soddisfazione tornare in Serie A subito dopo la retrocessione, però farlo vincendo anche la Coppa Italia, insomma facendo questo double, è stata una soddisfazione ancora più grossa. Paolo, anche prima di dare la parola a Luca Giampaolo per entrare più in questioni tecniche, anche un tuo flash per far capire come sia stato anche non facile trattenere molti di questi giocatori che hanno fatto benissimo l'anno scorso e che anche in Serie A sono, diciamo così, appetibili sul mercato, mentre insomma la volontà tua, del tuo staff, dell'allenatore è stata quella di dare continuità e fiducia a questo gruppo che siete sicuri possa far bene anche nella massima serie.
Ma speriamo di poter fare bene, sappiamo che sarà molto complicato e quindi insomma speriamo di poter fare bene. Ringrazio i ragazzi che al contrario, ecco, preferisco ringraziare i ragazzi che hanno deciso loro con piacere di rimanere qui con noi, e sapendo che sarà comunque una sfida gagliarda e molto impegnativa a partire dal 19 di ottobre. Poi, ricordando i bei tempi, volevo invitare il consigliere, perché torniamo a giocare alla Chiojin Arena il 2 di novembre, e quindi attenzione nella partita top il 2 di novembre alle ore 20, per cui ecco, torniamo sul luogo del delitto, come si suol dire. Allora, Luca Giampaolo, che è un allenatore laziale di nascita, ma ormai è padovano d'adozione, perché è veramente un pilastro di questo Petrarca, 8ª stagione di fila qui al Petrarca, artefice ovviamente lui come la squadra, insomma, degli ultimi successi. Non è stato facile, non era scontato, come abbiamo detto tante volte, dopo la retrocessione, ritornare immediatamente in Serie A. E intanto buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Sì, quello che hai detto è giusto, non era facile, non è mai successo in passato che una squadra nel calcio a 5 retrocedesse e tornasse immediatamente l'anno successivo subito in Serie A, quindi i ragazzi lo scorso anno hanno interpretato con quell'umiltà che serviva, perché un gruppo che aveva fatto stagioni importanti di Serie A, insomma, catapultarsi nella categoria inferiore non è scontato vinca. E noi ci siamo riusciti, siamo stati sul pezzo tutto l'anno, siamo stati veramente umili e concentrati nel rispettare la categoria che stavamo per affrontare, e il risultato di vittoria immediata della categoria di A2 d'Elite e insieme a quella della Coppa Italia ci ha regalato una soddisfazione forse unica, forse ripetibile, speriamo di no, ma insomma che non è per tutti, che non succede quasi mai, e quindi ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. I ragazzi avevano tutti la mia stima, infatti lo zoccolo duro è rimasto qui con noi anche quest'anno, e abbiamo inserito dei ragazzi nuovi sul quale abbiamo delle grandissime aspettative, e ci auguriamo che possano tutti insieme, vecchio gruppo e ragazzi nuovi, affrontare la Serie A con grande piglio. Luca, tra 10 giorni si torna in campo. È una Serie A complicata, perché ci sono tanti club ambiziosi che hanno speso tanto. Abbiamo menzionato prima le partite evento del 2 novembre dove affronterete il Genzano, che ha acquistato Ricardinho, che a detta di tutti è il giocatore, l'icona mondiale del calcio a 5, il giocatore più rappresentativo, ma ci sono anche tante altre squadre, per cui non sarà semplice. Tu hai anche tanti giovani in rampa di lancio, dovrai cercare di equilibrare un po' l'utilizzo dei giovani e dei vecchi. Qual è l'obiettivo, a questo punto te lo chiedo, del Petrarca? Ma diciamo che una delle domande, no, che ricevo spesso dai media è proprio qual è l'obiettivo. Noi quest'anno non ci siamo posti obiettivi, proprio perché abbiamo fatto una squadra con un gruppo esperto confermatissimo, che ha tutta la mia fiducia e stima, e abbiamo inserito veramente tanti giovani. Ne cito un paio qui presenti, che sono magari Davide Lucacel e Francesco Mascambruni, che sono ragazzi di 17 anni e hanno avuto già l'occasione di esordire nelle prime amichevoli, tra cui quella internazionale di sabato, e quindi stiamo cercando veramente di costruire sulla base del presente anche quello che potrebbe essere il futuro. È vero quello che hai detto, è un campionato di una difficoltà enorme, ci sono squadre attrezzate che hanno fatto degli investimenti importanti. Giustamente tu citi la partita del 2 novembre e con l'occasione colgo anche appunto l'occasione per invitare più pubblico possibile a venire a vedere questa gara, come tutte le altre ovviamente che giocheremo casalinghe, ma questa della Chiojin Arena del 2 novembre alle ore 20 contro le Così di Genzano di Ricardinho. Ricardinho è il più grande giocatore mondiale esistente, quindi insomma l'occasione giusta per venirci a vedere una partita spettacolare. Come hai detto tu, ci sono tantissime squadre attrezzate, forti, noi quindi non ci siamo posti obiettivi. Con il Presidente quest'estate abbiamo lavorato tanto per cercare di ottimizzare al meglio quello che erano le possibilità del Vino Italy Petrarca Calcio a 5. E noi, in base a quello che abbiamo costruito e in cui crediamo, cercheremo di ottenere un risultato più alto possibile, poi lo scopriremo man mano e tireremo le somme a fine maggio.
Allora, qui c'è anche Victor Mello, che è il capitano di questa squadra, che quindi parla anche un po' brasiliano, come da tradizione di questa squadra e come da tradizione anche di questa disciplina. Victor Mello è uno di quei giocatori che, come dicevamo prima, all'inizio, insomma, ha scelto di rimanere e non era scontato, ed è davvero un valore aggiunto per questa squadra. Allora, cosa ti aspetti, Victor, da questo ritorno nella Serie A, che forse, dico io, è la categoria che più, insomma, ti rappresenta e ti completa? Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Molino sempre, no, per l'opportunità. Che cosa aspetto? Aspetto che sarà difficile, Serie A, come tutti i campionati che è sempre difficile, insomma, Serie A oggi si vede, no? Con Ricardinho, Gensano, Napoli con i due che stavano lì giocando mondiali. Vedo che sarà duro, però stiamo lavorando forte e come il mister Giampaolo ha detto, vediamo lì fino a maggio che cosa succederà. Paolo, allora io darei appuntamento al 19 ottobre per il debutto in campionato in Serie A con la Sala Consilina, in casa alla Palestra Gozzano. Poi si emigrerà in maniera eccezionale, come hai detto tu, il 2 novembre alla Chioene Arena, che è un impianto più capiente per questa sfida molto suggestiva. Sì, il 2 novembre giocheremo alla Chioene Arena, il 19 di ottobre inizia il campionato alla Gozzano, giocheremo tutte le gare alla Gozzano, tranne qualche eccezione. La prima eccezione è quella della Chioene Arena del 2 di novembre, perché siamo stati piacevolmente sorpresi dal numero di persone che hanno comprato il biglietto 2 mesi prima per vedere questa partita. Avevamo finito i biglietti il giorno stesso che li abbiamo messi in vendita, dopo un'ora e 10, dopo un'ora e un quarto ho chiamato l'assessore allo sport, Diego Bonavina, che ringrazio perché ci ha risolto il problema, non sapevamo dove mettere tutta questa gente, e tutti i giorni ci sono persone da tutta Italia che comprano il biglietto per questa partita. Non so cosa sia successo, l'altro giorno 2 persone da Messina, il giorno prima 2 persone da Reggio Calabria per vedere questa partita, e non è che non ci siano altre partite col Genzano, con Ricardinho eccetera eccetera, ma evidentemente ha preso un taglio simpatico, insomma, questa cosa, quindi ci attendiamo di riempire insomma, il palazzetto, di fare un bel pubblico, che non, per il calcio 5 a Padova, per una gara di campionato della stagione regolare che non si vede da un po' di tempo, diciamo da qualche decennio, e niente. Poi so che probabilmente giocheremo in diretta Sky a metà di novembre, adesso vediamo se sarà alla Gozzano oppure se andremo a giocare da qualche altra parte, insomma, in base alla disponibilità degli impianti. E poi per il resto la stagione delle gare casalinghe prosegue con sempre alla Gozzano, dove speriamo che, insomma, una parte del pubblico della Chioene Arena ci possa seguire, ci possa dare una mano anche stando vicino alla squadra, che quest'anno ha bisogno di essere sostenuta da tante persone che si facciano sentire con il loro calore, perché abbiamo bisogno anche del pubblico. Come sugli altri campi c'è sempre un bel pubblico che sostiene la squadra di casa. Quindi ecco, l'augurio finale è quello di poter giocare magari un giorno sempre in palazzetti così grandi come la Chioene Arena, perché vorrebbe dire che, insomma, il seguito è aumentato davvero tanto. Va bene, se non vuole aggiungere qualcosa Luca Giampaolo, direi che... Magari leggiamo anche i nomi dei giocatori, così li conosciamo, magari l'amico Stefano Viafora, se li può... Allora sì, nominiamoli tutti, giustamente, visto che sono praticamente, se non sbaglio, quasi tutti presenti oggi. Vincenzo Alves, facciamo alzare, facciamo un applauso. Vincenzo Alves, portiere. Angelo Basile. Andrea Bastini. Thomas Bernabei. Cristian Collatuzzo, dimmi se non c'è qualcuno. Rafael De Sosa Noves. Devi chiamarlo Rafinha, perché Rafinha, no, infatti qui non avete... Esatto, Rafinha, conosciuto meglio come Rafinha, qui messo così effettivamente. Rafael Ferreira da Silva. Parrell. Poi Daniele Feverati. Matteo Gargantini, Roberto Giampaolo,
Questi ultimi 3 che ho letto sono i 3 nuovi acquisti. Poi Nicolò Marchese, Francesco Mascambruni, Felipe Mello, Victor Mello che è qui con noi, Antonio Molaro e Pierluigi Scorzo. Nello staff ovviamente Paolo Molino presidente, Luca Giampaolo allenatore, c'è Luigi Sposato allenatore delle giovanili, i dirigenti Lorenzo Carrossa, Lucio Valso che non mi pare ci sia, e basta. Ci sono anche io ma non mi Benissimo, grazie. Grazie quindi per questo bel momento che abbiamo avuto oggi per la presentazione della squadra. Per noi è anche una novità in Consiglio regionale. Spero che possiamo magari vederci il prossimo anno con una buona permanenza in Serie A e dei grandi risultati sportivi. Volevo solo dire che alle spalle comunque di questa realtà, che è una realtà possiamo dire quasi professionistica, c'è anche tanto lavoro di volontariato, tanta dedizione da parte del Presidente, da parte di coloro che danno una mano al Presidente, che veramente mette tanto in questa società. Noi abbiamo preparato un piccolo pensiero per il Presidente a nome del Consiglio regionale, ma anche in rappresentanza della squadra e di tutto quello che è stato ottenuto nell'anno passato e che sia di buon auspicio per l'anno in corso. Prego. Ecco, questa è la targa del Consiglio regionale e la targa della nostra, sapete che il Leone di San Marco è il nostro simbolo della nostra regione, la nostra bandiera storica millenaria, e quindi questo ancora rinnovo i complimenti per i risultati dell'anno scorso e anche per il riconoscimento di una società seria, importante e territoriale per quel che riguarda il Veneto, Padova, ma anche il Veneto. Complimenti ancora, Presidente.